Oggi è una manifestazione di campionato regionale, la prima della stagione, campionato regionale che vede partecipare anche uno dei nostri piloti, Stefano Sassi, che partecipa nei veteran, quindi è una nuova classe che ha instaurato la nostra federazione per gli ex campioni che possono partecipare e divertirsi ancora diciamo a una certa età. Per quanto concerne i nostri programmi futuri, abbiamo il 29 di giugno il campionato italiano motocross senior e lì vedremo tutti i migliori piloti d'Italia confrontarsi sul grande circuito di Mantova, dove c'è una grossa selezione tecnica e usciranno solo i grandi campioni. La pista del circuito internazionale Città di Mantova è la pista molto importante, tecnicamente diciamo molto non difficile, ma bisogna saper guidare. Quindi noi, grazie anche alla collaborazione col Comune di Mantova, abbiamo instaurato altri 3 percorsi per avvicinare dal minicross all'enduro e diciamo ai principianti. Abbiamo 3 percorsi che permettono piano piano di avvicinarsi al grande percorso per poi poter fare le gare italiane e internazionali. Nei mantovani ce ne sono parecchi, direi che sono circa un centinaio a Mantova e provincia che sono appassionati di questo sport, che cioè lo frequentano assiduamente. Poi ci sono tantissimi altri appassionati che saltuariamente hanno la classica moto d'enduro e vengono a fare il giretto, vanno alla pista che noi chiamiamo mini cross enduro, solo per diciamo sgambettare con la moto. Ecco. Con settembre partiranno i nostri corsi per avvicinare i giovani al nostro sport, quindi ci saranno questi corsi che saranno parzialmente gratuiti per avvicinare i piloti allo sport dei motori in sicurezza.